Oggi abbiamo presentato una proposta di legge per chiedere alla Regione Veneto di assegnare anche ai senza tetto un medico di base e in particolare sono i senza tetto di nazionalità italiana. Il capogruppo del Partito Democratico Veneto Giacomo Possamai, insieme a tutti gli esponenti DEM, sostiene il diritto alla salute e lo fa con un nuovo progetto di legge alquanto inclusivo. I cittadini italiani che non hanno una dimora, che non sono quindi iscritti all'anagrafe con un indirizzo, non hanno oggi la possibilità di avere un medico di base. Possamai ribadisce come anche altre regioni italiane, Emilia-Romagna, Puglia e Piemonte, si siano già mosse su questo fronte, proprio perché il costo di una prestazione ospedaliera può essere 4 volte superiore rispetto alle cure del medico di base. Abbiamo visto durante il Covid quanto anche solo per avere la prescrizione di un tampone fosse necessaria la presenza dei medici di base sul territorio, per cui siamo convinti che una sanità di eccellenza, una sanità che ha una storia importante come quella della Regione Veneto, sebbene negli ultimi anni abbia purtroppo visto passi indietro rilevanti, debba però garantire a tutti la possibilità di essere curati